Ok, siamo nel presupposto adesso, stiamo andando a vedere questa famosa cella numero 50. Si va di là, il cancello è chiuso ma già siamo stati. Guardate qua che cosa c'è. Ok, andiamo. Andiamo alla cella numero 50. E poi che cazzo c'è voluto a questa cella 50? Andiamo. Nessuno? Nessuno. Questo poi è stato rotto e c'è un altro accesso a questa cella. Qua ci sono le celle, la numero 50. Andiamo, scendiamo piano. Qua ci sono le celle. Fanno vedere la cella, l'ho detto che è la cella. Guarda dove queste celle qua non sono. Questa è proprio la cella per bombe. Questa è un'altra cella. Le strutture sono pure ben fatte. E qua magari si possono i carcerati. Poi non più la cella proprio. Adesso mi dà la braccia. Ecco qua, questo è un altro settore, questa è un'altra cella, questo è il letto per i detenuti, c'è il cuscino fatto addirittura in legno. Andiamo avanti. Questa è un'altra cella lo stesso. E qua giù c'è questa famosa cella 50. Aspetta, non c'è nemmeno. Eccola qua. Questa è la cella numero 50. Poi uno veniva fatto sedere qua, e qua e qua c'era un anello. Qua. Dove uno veniva legato e veniva fatto sedere a questo punto qua, in cui andiamo, guarda me. E veniva fatto sedere a questo punto qua, attaccato a questo anello, da questo da qua veniva fatta gocciolare una goccia d'acqua che piava in testa proprio a questo quindi era proprio una tortura vera e propria. Andiamo avanti a vedere quest'altra. Questa è un'altra stanza forse di guardia, non lo so. È tutto. Guardate questo disegno qua vicino al muro. C'è un colore. E questo qua è l'uscita. Qua era tutto disegnato comunque. Ci devono essere degli affreschi. Qui non sono molto strani. Possiamo andare. E questo era un cesso. un lavatoio. Ok. Guardate un'altra volta una cella. Impossibile fuggire di qua. Vabbè, anche il posto era molto. Guardate qua vicino al muro. E quest'altro qua come è bello. E quando che l'ha visto? Questo non cadeva mai. E questo è il portone. Aspetta.
Poi ci sono le altre celle pure. E poi sono le scritte. Queste sono le prese d'aria, magari per i controllati detenuti. E poi sono le scritte dei carcerati dell'epoca. È tutto molto. Fa schifo questo posto, no? Questo stanno, no? Questa è un'altra cella. Anzi, questi sono addirittura comunicanti. Questi sono comunicanti, queste celle. Ora usciamo di qua. Non sei saputo, no? E questo lo facevo. Cioè, devi stare qua una giornata intera, perché comunque ci fa freddo. Stare su questo letto poi è veramente una tortura. Però prima o poi a noi ci porteranno in queste celle qua, perché in questi posti qua non si può venire.